Tagli. Quanto è durata la sua tesi? Ma credo avrò avuto un 20 minuti. Io 10. Allora appunto ebbi tempo di parlare abbastanza diffusamente. Anzi mi ricordo che c'era il babbo mio fra il pubblico e c'era gente nel pubblico che chiacchierava e vedevo lui era molto interessato, certo. Senta, la volta che fece il gran rifiuto della tesi non era la prima volta che lei si esponeva nella sua lunga carriera scolastica, fin dall'elementare, diciamo, esponendo le proprie idee. Non era sempre stato così facile, perché lei ha fatto le scuole, esatto, proprio questo dicevo. Io sono del 22, quindi sono nata alla marcia su Roma. Esatto. E ho fatto tutte le scuole sotto il fascismo. E noi ragazzi allora eravamo fascisti perché c'era tutta questa esaltazione. Lei studiava anche su un libro di testo, un sussidiario. Il libro di testo del Balilla Vittorio. Esatto, del Balilla Vittorio. E il libro di lettura del Balilla Vittorio, uguale per tutta l'Italia. E sì, diciamo, noi eravamo tutti esaltati per la patria, per l'Italia, si faceva tifo per l'Italia come lo si fa oggi per l'Italia del calcio. E poi c'era un nazionalismo indotto. Nazionalismo, sì. E poi democrazia, noi ragazzi di 10-12 anni erano parole un po' vuote. Però lei con i suoi compagni non ha mai rinunciato a dire la sua, a litigare. E infatti, ma questo è venuto più tardi, perché prima anch'io ero esaltata per l'Italia, la patria, mi divertivo ad andare alla lunata, a vestirmi in montura, a cantare. Qual è stato il momento in cui... Il 38, le leggi razziali. Quando sono venute le leggi razziali ho capito che cosa poteva essere una dittatura, e soprattutto la dittatura nazifascista, perché poi le leggi razziali Mussolini le promulgò anche proprio sotto la spinta di Hitler o forse per emulare Hitler, perché Mussolini non era razzista, non aveva mai avuto problemi con gli ebrei, ci aveva avuto anche l'amante ebrea, che era una famosa scrittrice. E quindi diciamo che io alla fine di maggio del 40 facevo la terza liceo e c'era in vista la maturità, e le maturità da allora voleva dire portare tutte le materie degli ultimi 3 anni, quindi era un esame che terrorizzava. E mi ricordo che era alla fine un metà maggio, mi pare, e si cominciò a discutere durante l'intervallo con dei compagni fascisti, e mi ricordo io mi scagliai contro il fascismo e contro le leggi razziali. Io avevo visto la nostra professoressa di scienze, che si chiamava Enrica Calabresi, cacciata da un giorno all'altro perché era ebrea. E poi l'ha ritrovata per strada un giorno? La trovai per strada un giorno, sì. La trovai per strada, intanto la vidi sparire da un giorno all'altro e poi seppi appunto l'aveva cacciata perché come ebrea, da cittadina con pieno diritti, vincitrice di un concorso, di una cattedra, non aveva più nessun diritto. Tra l'altro, se ricordo bene, una scienziata, cioè aveva pubblicato. L'ho saputo molto tempo dopo. Perché hanno ricostruito la storia. Sì, l'ho saputo dopo, qualche anno fa, perché fece una trasmissione con Piero Angela su Quark alla Specola di Firenze, che è il museo antico e dove c'è sede il Dipartimento di Scienze Naturali, e lì c'erano 2 ricercatrici che avevano fatto delle ricerche su queste Enrica Calabresi, mi dettero una loro pubblicazione in cui si vedeva che questa aveva pubblicato una 50ina di lavori originali e era una scienziata di vaglia. E invece appunto io di questa non avevo saputo più nulla. Da loro ho saputo che dopo cacciata dal liceo insegnò per qualche tempo al liceo ebraico a Firenze e poi fu imprigionata, fu portata in galera a Santa Verdiana, al carcere femminile di Firenze, colpevole di essere ebrea.
e lì si suicidò dopo una ventina di giorni ingerì del veleno. E appunto io a questa litigata alla fine di maggio con questi compagni, perché c'era una vergogna delle leggi razziali e poi c'era stata l'invasione tedesca dell'Olanda, del Belgio, insomma mi scagliavo in tutta questa situazione e venne il professore di matematica che era bravissimo, esatto, bravo professore. bravissimo professore, ma era fascista sfegatato, e ci portò tutti in presidenza e lì avrebbero dovuto espellermi da tutte le scuole del Regno. E invece si scoprì, insomma, in segreto molti dei professori erano antifascisti e mi sospesero soltanto per 20 giorni e mi dettero 7 in condotta, perché avrei dovuto andare a ottobre in tutte le materie. E poi invece in questa sfortuna ebbi la fortuna per me, perché il 10 giugno del 40 l'Italia entrò in guerra e non ci furono gli esami di maturità. Si furono bocciati o promossi immagino anche un po' delusa perché avevo studiato parecchio. Un po' sì, avevo studiato. C'è stato un mio collega fisico, Claudio Villi, che è stato professore ordinario di fisica all'Università di Padova, che ha avuto la stessa vicenda identica, soltanto che lui lo espulsero davvero da tutte le scuole. Senta, lei prima diceva, all'inizio eravamo giovani, ragazzi, ancora non capivamo cosa stava succedendo, il nazionalismo era filtrato anche dentro di noi, però quando in un suo libro parla di queste cose, lei ha scritto 2 paragrafi che vorrei riproporre anche ai nostri amici, perché fanno riflettere sul pericolo di queste circostanze e anche sul rischio che non siano state archiviate una volta per tutte, ma che chissà come, quando, perché potrebbero anche riproporsi. Lei scrive questo, fate caso: la maggior parte delle persone, soprattutto nei primi anni, cioè quando Margherita Hack, come diceva prima, era ragazzina, erano prive del tutto di cultura politica e in pochi si accorgevano del venir meno delle libertà democratiche. E nel paragrafo dopo scrive: c'era una generale accettazione degli aspetti più populisti del regime, che il regime si preoccupava di fare le strade, di fare vari treni in orario, ma a fronte di questa apparenza, il commento che io vi riassumo senza stare a leggere il passo fino in fondo perché è piuttosto lungo, a fronte di una apparente efficienza veniva sottratte, quasi senza che la gente si accorgesse, quelle libertà che li avevano resi fino a quel momento cittadini e le stavano trasformando quasi inconsapevolmente in sudditi. Questo lei scrive, no? Questo stava accadendo, perché la tirannia fa ancora più paura quando si fa avanti larvata, mascherata. Da principio appunto fu una cosa abbastanza... Ma quello che lei scrive qua lo scrive quasi staccandosi dalla cronaca di quegli anni, come se fosse una sua paura per il futuro, certo, non un terrore del passato. La democrazia e la libertà si può sempre perdere, quindi, e noi ora stiamo vivendo una situazione in cui effettivamente molti attacchi a quel capolavoro che è la nostra Costituzione, che è un capolavoro di libertà, di democrazia, di giustizia, si sta proprio attaccando questa, e questo è un subdolo passo verso una dittatura dolce